Ben ritrovati il nostro consueto appuntamento con voi, con il nostro avvocato Pierpaolo Rodighiero, responsabile del Codacons Cosenza. Bentornato, avvocato. Bentrovati, bentrovati. Oggi ci sono belle notizie per i nostri telespettatori perché sì. aspettano questo appuntamento settimanale, no, con diritti negati, perché vorrebbero avere anche delle notizie positive, perché stiamo vivendo un anno terribile. Abbiamo visto le difficoltà che ci sono quotidianamente per molte categorie, molti settori, no, della nostra società, questa crisi sociale che purtroppo sta seguendo la crisi pandemica, però almeno qualche buona notizia possiamo darla, ci riusciamo? Sì, ci riusciamo perché sappiamo che c'è stato in questo anno una proliferazione di provvedimenti, però poi anche attualmente mancano i decreti attuativi, quindi soltanto a qualcuno si è dato il via. Quindi parleremo adesso che con decorrenza 1° luglio 2021, però sappiamo che per tutti i nuclei familiari tutti i sostegni in base a chi ha figli verranno sostituiti dall'assegno unico. L'assegno unico, diciamo, è una sommatoria di tutti i benefici che hanno le famiglie che hanno dei figli. Per cui questa, diciamo, c'è la copertura finanziaria e quindi questo è stato approvato e quindi è di immediata fruizione da parte dei cittadini che gli emolumenti partiranno dal 1° luglio 2021. Le domande vanno presentate? Le domande, ecco, si farà tutto in base all'ISEE. Ricordiamo che, come sappiamo, il bonus bebè e quant'altro, e quindi derivante dalla nascita di un figlio, sono praticamente erogati a chiunque, indipendentemente dall'ISEE. Cambia ovviamente la soglia, la percentuale. Il massimo che si può prendere a figlio sono 250 euro mensili. 250 euro mensili che naturalmente sono riservati e questo è il massimo ottenibile. Poi man mano che l'ISEE cresce ci sono diciamo, dei conteggi che fa l'INPS direttamente, che man mano che il reddito del nucleo familiare aumenta diminuisce questo assegno unico familiare e praticamente viene erogato fino all'età di 21 anni. Questo è importante. Sì. E praticamente vengono fatte salve però naturalmente le situazioni in cui vi è un figlio che è disabile, per cui il figlio disabile non perde le altre provvidenze che vengono riconosciute a secondo del grado di inabilità e praticamente non terminano ovviamente al 21° anno di età, ma continuano. Quindi questo sempre, quindi l'aspetto previdenziale diciamo, è stato tutelato. Ciò che bisogna andare a verificare poi, perché per qualche nucleo familiare converrà questo assegno unico, per altri no, perché l'assegno unico andrà a sostituire i classici assegni familiari per coloro che hanno dei figli. Quindi verrà... Bisogna fare un po' di calcoli? Sì, calcoli non se ne possono fare perché sarà legge, però qualcuno ci andrà a perdere, qualcuno diciamo ci guadagnerà. Ecco perché hanno fatto praticamente un emolumento unico che però si andranno, tutti gli altri benefici derivanti da prole verranno aboliti, per cui confluiranno tutti in questo assegno unico. L'altra cosa da ricordare... Lo ricordiamo tra poco perché abbiamo una telefonata. Certamente. Pronto? 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 Salve, da dove ci chiama? Da Cosenza. Benvenuto intanto, prego. Volevo chiedere al dottor Rodighiero, cioè se per cause dimostrate e dimostrabili dovute a problemi di salute un soggetto non ha potuto presentare la dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2019, quindi 2020, ecco, questo problema qui come va interpretato? Cioè cosa bisogna dimostrare che questo non è stato materialmente possibile?
e cioè da parte dell'Ufficio delle Entrate cosa bisogna attendersi e cosa eventualmente bisogna dimostrare. Perfetto. Logicamente con prove di fatto, non è con parole. Allora, Cioè, guarda, cosa si va incontro? perfetto. L'omessa dichiarazione dei redditi, sapete benissimo che porta automaticamente a un accertamento con delle sanzioni. Tenete presente che per tutto l'anno di pandemia e quindi se ne beneficia anche nel 2021 naturalmente, i termini sono stati sospesi, nel senso che il contribuente naturalmente andando a dimostrare la causa e l'oggettivo impedimento, a termine anche, ci sono anche i termini per il cosiddetto ravvedimento operoso, c'è anche tempo per un reddito non dichiarato nell'anno precedente, si può dichiarare nell'anno successivo pagando relativi, ma sono minimali le sanzioni. Per cui non è che non c'è nulla da fare, la dichiarazione comunque va comunque non fatta rimanere cioè omessa, quindi non è possibile che ci sia un'emessa dichiarazione dei redditi e all'uopo vi dovete rivolgere a un commercialista naturalmente, che sono quelli che materialmente o un CAF o un patronato, però un commercialista. A tale scopo siete fortunato perché un commercialista lo abbiamo in studio come ospite, Che lo che è salutiamo, il nostro... dottore Scalmazzi, per cui avete ecco il dottore subito Scalmazzi. di prima mano, non so se la domanda del telespettatore è arrivata anche al dottore arrivata. Scalmazzi. Tanto bentornato. Buon pomeriggio a tutti. Allora, cosa deve fare? Allora, cosa bisogna fare? Allora, il signore ha due possibilità. Una prima possibilità è quella di attendere l'accertamento per l'omessa dichiarazione e a quel punto si vedrà recapitare un accertamento con le relative imposte che doveva versare, maggiorate di una sanzione pari al 200% degli importi che scaturiscono dall'accertamento dell'Agenzia delle Entrate. Oppure potrebbe presentare oggi la dichiarazione, che comunque rimane omessa perché il periodo per ravvedere l'omessa presentazione è scaduto a febbraio 2020, versando le sanzioni non più nella misura del 200%, ma in misura ridotta, appunto perché si sta autodichiarando al fisco. Perfetto, insomma è stato chiarissimo il dottore Scalmazzi. Intanto... E questo è perché ricordiamo che comunque non può rimanere naturalmente omessa la dichiarazione. Certo, tra l'altro adesso è anche un periodo in cui bisogna prepararsi, no, dottore Scalmazzi, perché ci sono anche delle scadenze a breve fiscali, insomma, nonostante le difficoltà, no, che molte famiglie, molte imprese, lo stiamo raccontando ormai da un anno, però bisogna prepararsi per questa dichiarazione dei redditi. Sicuramente i centri di assistenza fiscale hanno già avviato le attività per quanto riguarda le dichiarazioni di dipendenti e pensionati, ovvero il 730. I commercialisti sono alle prese in questo momento per quanto riguarda le dichiarazioni IVA delle imprese. Ci tengo a precisare che ormai da quando è iniziata la pandemia, tranne che delle proroghe di quelli che sono gli adempimenti e gli obblighi a carico delle imprese, comunque gli adempimenti non sono mai stati sospesi o annullati. Lo sanno bene tante famiglie e tante imprese purtroppo. Rimanga sempre con noi, tra poco saluteremo anche la dottoressa Mariella Ippolito, ma prima vediamo, anzi sentiamo chi è in linea. Pronto? 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 C'è la telefonata? Sì, buongiorno, chiamo da Catanzaro. Benvenuto intanto, prego. Volevo chiedere all'avvocato, una persona che ha il reddito di cittadinanza può fare anche la domanda di emergenza per il reddito di emergenza? Assolutamente no, ma la dottoressa
Mariella Ippolito adesso vi dà una circostanziata risposta. Tanto bentornata, dottoressa Ippolito. Buonasera a tutti e bentrovati. Allora, rimane confermata l'incompatibilità tra reddito di cittadinanza e reddito di emergenza. Chi ha il reddito di cittadinanza non lo può presentare. Quindi niente, non ci sono deroghe, niente. Chi ha il reddito di cittadinanza non può presentare questa domanda per il... Qualsiasi sia l'importo. Certo, anche perché ci sono alcune famiglie che percepiscono il reddito di cittadinanza, ma non sono delle grosse cifre, diciamo sono anche delle questo. cifre molto piccole e soprattutto nella seconda tranche, perché sappiamo che a validità 18 mesi rinnovabili il reddito di cittadinanza, purtroppo c'è questa distonia che presentando la documentazione per avere gli ulteriori 18 mesi, praticamente le somme che si sono avute nel periodo precedente come reddito di cittadinanza compaiono come reddito, insomma, nell'ISEE compaiono, per cui automaticamente c'è comunque un abbassamento della somma spettante. Intanto salutiamo chi è in linea in questo momento. Pronto? Sì, buonasera. Salve, da dove ci chiama? Chiamo qui un paesino vicino Vibo. Da dove chiama? Girando un po' col telecomando ho visto la vostra trasmissione, volevo fare una domanda al dottore. Intanto io la ringrazio per essersi fermato. Certo, da dove chiama? Da dove ci chiama? Chiedo scusa, non ho capito bene. Bazzano, comune Bazzano, Vibo Valentia. Grazie davvero. Prego, faccia la domanda, rimanga con noi chiaramente, prego. Sì, no, c'ho mia sorella che ha l'invalidità al 100%. Sì. E percepisce la pensione di 286 euro. Leggo spesso che questa pensione, siccome ha l'invalidità al 100%, è portata a 500 al milione, non so, ecco, volevo capire un attimino. Lei è stata pensionata da dipendente pubblico, diciamo, con una pensione irrisoria, 400 euro. Quindi alle due ha la pensione di validità al 100% più quella di lavoro di 400 euro. Sì, ha diritto a questo incremento. Questa rivalutazione della pensione di invalidità al 100% a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale dà diritto a chi è sotto soglia reddito, che percepisce questa pensione di 298 e quant'altro, ad avere, è raddoppiata con gli arretrati da luglio 2020. Naturalmente risente del reddito, per cui è ovvio, se percepisce un altro emolumento e comunque il reddito poi familiare dovete andare a vedere, è ovvio che poi la cifra non viene raddoppiata, perché si va a vedere sempre il reddito e non è indipendente dal reddito questa. Quindi niente, non molto avrà... probabilmente avrà, a parte questa ulteriore pensione di 400 euro, e quindi con questa che prende arriva a 700 euro, per cui ecco, quindi in questo se non caso ci sono altri redditi poi, ecco. Quindi in questo caso niente, non c'è il... Per i parametri comunque il telespettatore deve andare a un patronato, per cui va a vedere esattamente e soprattutto che cosa esce come reddito, perché tutto quello non è... Quindi deve fare un po' una verifica. Sì, ma già la signora prende due pensioni, ma comunque è quella di 400 euro che fa reddito. Che fa reddito, ecco. Purtroppo niente, al momento è questa la situazione. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, pronto. Salve, da dove? Mi chiamo Antonello. Sì. Mi chiamo Antonello e chiamo da Cosenza. Benvenuto, signor Antonello, prego. Grazie. E volevo sapere, in merito al bonus per il telefonino, lo smartphone incomodato gratuito, il regolamento è stato emanato, cioè adesso è possibile avere questo telefonino? Ma state parlando del bonus, quello da 500 euro? Che quindi potete... Sì, il comodato gratuito del telefonino è un abbonamento annuale a internet. Però stiamo parlando di quel bonus. Sì, è entrato in vigore però i decreti attuativi, ancora come si deve fare materialmente per la richiesta. Non so se il dottore Scalmazzo o la dottoressa Ippolito sono
informati. Esiste e diciamo statevi attenti perché anche il comodato e la linea poi sono a tempo, poi andate a vedere poi il contratto. Vediamo che il si va a dottore fare. Scalmazzo e la dottoressa Ippolito. La dottoressa Ippolito forse? Allora, per quanto riguarda questo bonus è già operativo, bisogna fare innanzitutto l'ISEE, quello è diciamo il requisito essenziale, dopodiché bisogna fare direttamente domanda al gestore telefonico che si sceglie. Su internet si possono tranquillamente visionare le offerte che propongono i vari gestori, Team, Wind, la 3, ci sono tantissimi, ognuno che ha fatto le proprie proposte mettendo sia il costo dell'abbonamento mensile più il prodotto che viene dato in comodato. Quindi su internet c'è tranquillamente l'offerta, si seleziona naturalmente il gestore al quale ci si vuole affidare e poi o si chiama il contact center del gestore telefonico e si fa tutto telematicamente online. Perfetto, intanto abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Buonasera dottoressa. Buonasera, da dove ci chiama? Da Cosenza. Benvenuto intanto, prego. E volevo farvi innanzitutto i complimenti per la trasmissione. Grazie, grazie di cuore. Volevo qualche informazione, siccome io lavoro nel mondo della ristorazione, sono in cassa integrazione. Sì. Volevo fare qualche domanda alla dottoressa, se era possibile. Certo, che la sta ascoltando la dottoressa. Poi sulla cassa integrazione... Niente, che non arriva. Ecco. E siccome io ho avuto, insomma, mi è arrivata fino a ottobre, novembre, metà novembre, poi dopodiché zero. Non so se posso andare a trovarlo in ufficio, come ho avuto notizie che non lo so cosa hanno combinato i miei datori di lavoro. Se posso andare in ufficio per parlarne privatamente con la dottoressa. Sì, fate la domanda. Fate la domanda, poi certo, chiaramente poi eventualmente numeri dopo la trasmissione, però intanto faccia la domanda, la dottoressa cercherà di rispondere in diretta, prego. No, niente, l'anno del 2021 anno 2020 mi è stata pagata fino al metà novembre, fino a 15 giorni, dopodiché zero. A tuttora nessuna notizia. E vediamo se ho interrotto pure i rapporti con i datori miei di lavoro, quindi... Come ha interrotto i rapporti? No, niente, siccome non mi hanno dato notizie, quindi chiamando ogni volta, avendo sempre zero notizie, quindi abbiamo avuto un po' di battibecco e così via. Allora, vediamo un po' se... abbiamo chiuso. Sì, capisco, perché chiaramente dopo tanti mesi lei avrà una famiglia, no, da mandare avanti, cioè, senza soldi come è possibile, come si fa? Noi lo diciamo lo chiediamo tutte le settimane sperando che qualcuno, no, ci risponda, che qualcuno ascolti la vostra voce. Intanto sentiamo la dottoressa Ippolito. Allora, per quanto riguarda le casse integrazioni, si sa ormai, è assodato, che sono in netto ritardo i pagamenti. Diciamo, per essere allineati dovrebbero almeno i lavoratori avere pagato il mese di gennaio. Infatti proprio 2 giorni fa mi è capitato di controllare su un lavoratore assunto un pagamento con data disponibilità 16 aprile e pagavano la cassa integrazione dall'1 gennaio 2021 fino al 31 gennaio e questo, diciamo, è una delle aziende che bene o male è allineata. Però ci sono anche i casi di aziende come quella del signore che ancora avanzano cassa integrazione di novembre, di dicembre o addirittura, come ho già detto le precedenti volte, ci sono persone che hanno ricevuto i pagamenti diciamo dopo maggio 2020 e non hanno ricevuto i pagamenti di marzo e aprile
che è stata all'inizio della pandemia. Quindi ci sono delle situazioni estreme, però quella del signore al momento ancora mi sembra nella norma, se così la vogliamo definire, perché purtroppo le casse integrazioni sono veramente la disperazione degli italiani, questa è la verità. Tutti coloro che stanno attingendo a questa forma di sussidio, diciamola così, e purtroppo in ritardo, i pagamenti sono ogni 60-90 giorni e sono veramente pochissimi, l'importo è veramente poco. Un abbraccio davvero al nostro telespettatore, a tutte le persone che si trovano in questa situazione. Sì, dottoressa, intanto... È il diritto del lavoratore chiamare il consulente del lavoro o quantomeno la proprietà e farsi dire i periodi, se sono stati integrati, fin quando è stata presentata la cassa integrazione, perché se si chiama unicamente il contact center dell'INPS, loro non li vedono gli importi, gli operatori, però è nel diritto del lavoratore, per quando lui abbia sospeso i rapporti con la proprietà oppure con il consulente che solitamente elabora i cedolini e si occupa di questa parte, è nel diritto del lavoratore sapere fino a quando è stata confermata, se magari sono arrivati per altri dipendenti e il problema è del singolo lavoratore, cioè è un diritto che bisogna comunque cercare di sapere queste informazioni. È chiaro. E intanto salutiamo chi è in linea in questo momento. Pronto? Pronto? Salve, da dove chiama? Chiamo da Mangone. Da Mangone? Grazie. Dottoressa, grazie per questa bella trasmissione. Allora, io gentilmente le posso chiedere di abbassare il volume del televisore perché altrimenti non riesco a capire bene. Grazie per questa bella trasmissione. Grazie a voi che ci seguite intanto, davvero, davvero di Volevo cuore. chiedere all'avvocato un'informazione. Prego, prego. Senta, io ho 78 anni. Sono solo. Ho chiamato il mio medico per questa maledetta puntura che devono fare. Il vaccino. Però mi dice deve chiamare non so che cosa. Il numero verde oppure sulla piattaforma, bisogna prenotare. La piattaforma, ma io sono solo, non so nemmeno come fare. Come faccio a farlo se non conosco Avete perfettamente ragione, noi lo diciamo da tempo, veramente. Come devo fare? Allora, come bisogna fare? O c'è un numero verde, ma ci sono anche, non so se a Mangone si sono organizzati in questo modo, ci sono anche alcune farmacie che si stanno organizzando in questo modo. Ci sono delle farmacie, se c'è gli assistenti sociali, se ci sono lì nel comune di Mangone che fanno anche questo servizio, perché se voi non accedete ad una piattaforma o raccogliete le richieste, se lo fa la farmacia lì del comune, se lì l'assessore ai servizi sociali del comune di Mangone, il sindaco, che ricordiamoci che è la massima autorità locale sanitaria, perché sostituisce lo Stato nel comune, per cui quando ci sono queste emergenze, innanzitutto una bella anagrafe e quindi sapere chi sono le persone che non hanno accesso al digitale, e poi lì far intervenire non sempre l'esercito, se ci sono delle figure, ripeto, assistenti sociali, farmacia, in ultima analisi c'è sempre l'Arma, che praticamente quando è, perché non si rifiuta di, però l'Arma dei Carabinieri ovviamente. Certo, e intanto i Carabinieri che dovrebbero intervenire anche in questi casi, no? Basterebbe un po' di buonsenso, perché le persone che non hanno la possibilità, no, di accedere alla piattaforma, non sanno come fare, devono essere assolutamente aiutate. Io le chiedo, non so se è ancora in linea, se può lasciare il suo recapito. Sono stato in farmacia, dottoressa. Sì. Sono stato in farmacia e al comune, mi hanno detto che non c'è niente da fare ancora. Quindi... Forse probabilmente, allora facciamo così, io devo andare in pubblicità, non so se rimane con noi, perché questo è un argomento davvero che tocca tantissime persone, quindi oppure se vuole ci può lasciare il numero di telefono, perché persone che si trovano nella sua situazione devono essere assolutamente aiutate, hanno il diritto a prenotare il vaccino, quindi se vuole può rimanere con noi, ma io devo dare la linea alla regia.
Eccoci di nuovo in studio. Io non so se ancora c'è il nostro telespettatore da Mangone in linea. È ancora in linea? Luca, chiedo anche a te se abbiamo ancora la telefonata. Sì, sono ancora in linea. Ah, perfetto. Allora, sì, sono ancora in linea. perfetto, grazie. Intanto se può abbassare il volume del televisore, altrimenti non riusciamo a sentire. Allora, lei mi ha detto ha 78 anni, giusto? Ha delle patologie, rientra nelle persone fragili? No, veramente sono depresso e prendo la pillola. Vabbè, intanto comunque c'è il diritto al vaccino perché stanno vaccinando le categorie da 70 a 80 anni. Lei dice giustamente io non riesco a prenotarmi tramite la piattaforma internet, giusto? Ha questo genere di difficoltà, è così? Io a malapena so usare questo telefono, l'ho letto. Ho capito benissimo. Allora, chiaramente c'è un numero Possiamo verde. dare il numero verde? Riesce a fare il numero verde per la prenotazione? Lei deve, quando chiama questo numero verde, deve avere... questo numero? Ve lo do 800 800 009 800 009 966. Allora me lo può ripetere? 800 009 966, è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. Allora deve avere... Escluso sabato e festivi, non si capisce per quale motivo, un'emergenza. Allora, deve avere sotto... domani mattina. Sì, può chiamare anche adesso, può chiamare. Deve avere sotto mano chiaramente codice fiscale e la tessera sanitaria. Le chiederanno il numero di tessera sanitaria e il codice fiscale. Quindi, perfetto. Grazie. Ci faccia sapere se riesce a prenotare, va bene? Sì, la prossima settimana la chiamo. Perfetto. Sì, può telefonare anche adesso. Può telefonare anche adesso e fare questo tentativo per vedere se viene perché magari inserito. È occupato, certo, il telefono certo. è molto intasato. Però ci faccia sapere chiaramente, va bene? Vediamo se riusciamo in questo modo attraverso il numero verde, però questo è un problema che noi stiamo sollevando da tempo, cioè da molto tempo. Non tutte le persone, no, che hanno 70-80 anni, anche di più, hanno magari un figlio, un nipote che possa gestire, no, questo modo di prenotazione, perché per noi è semplicissimo accedere, oddio semplicissimo, a volte non si riesce così agevolmente, però stanno aumentando i punti vaccinali e quindi per chi riesce ad utilizzare un computer diventa è facilitato. È facile, però per una persona come il signore che ci ha appena chiamato diventa un ostacolo insormontabile, quindi speriamo davvero che si risolvano anche questi problemi, perché non è soltanto il signore di 78 anni da Mangone che ci ha chiamato, ma ci sono tante persone sole che hanno bisogno di essere aiutate, in questo caso i servizi sociali, no, dei comuni. Dovrebbero essere, ecco. E soprattutto poi chi è sul territorio, cioè i medici di base, che sanno esattamente, che hanno l'anagrafica dei propri assistiti fragili o comunque anziani e sanno esattamente se sono digitalizzati o meno, e lì è una fonte, è un archivio preziosissimo, però bisogna che ci siano, a parte i vaccini e gli inoculatori, cioè chi fa i vaccini, ci devono essere anche per i piccoli centri soprattutto, o anche nelle città, soprattutto del nostro meridione e della Calabria in particolare, devono esserci anche delle stazioni di prenotazione, però non con il numero verde che è regionale, perché poi altra distonia assurda è che magari il telespettatore che è di 78 anni, che non ha il computer, che ha difficoltà a prenotarsi, magari da Mangone, che è provincia di Cosenza, dovrà farsi il vaccino in provincia di Reggio Calabria. Come ci arriva a Reggio Calabria? Come ci arriva a Reggio Calabria? Per cui... Ecco, noi terremo i riflettori noi sempre teniamo accesi, i riflettori questa... perché sappiamo benissimo che tante categorie si stanno vaccinando indipendentemente dall'età, quindi giovani, meno giovani, non si capisce niente con le vaccinazioni di chi riesce a farle in questa terra di Calabria, però le persone fragili, perché una persona di 70... anziani e fragili tuteliamoli un po' meno
un po' meno egoismo non farebbe male in questa situazione. Certo, intanto salutiamo chi è in linea. Pronto? Pronto? Signore. Pronto, buongiorno. Salve, da dove ci chiama? Chiamo da Rende. Da Rende, benvenuto intanto. Grazie. Volevo chiedere al dottor Rosigliero. Sì. Non so se la domanda è pertinente. Mia moglie che ha 76 anni. Sì. Dopo innumerevoli tentativi, finalmente, la settimana scorsa è riuscita a contattare la piattaforma e l'hanno assegnata per fare il vaccino, sì, il giorno 22, però a Vibo Valentia. Ecco, ed è questo. Siamo io e mia moglie, 2 persone anziane, io ne ho 84 addirittura. Ecco. Volevo chiedere se è possibile farlo come sta succedendo e come ho chiesto pure a tanti amici che gliele hanno cambiate e gliel'hanno fatta qui a Rendo a Cosenza. Allora, E poi un'altra cosa volevo chiedere. È vero che i medici di famiglia non hanno più nessuna possibilità di intervenire? No, non ce l'hanno mai avuta. Adesso c'è questa convenzione nuova con i medici di base, quindi dovrebbero essere maggiormente coinvolti perché i medici di base hanno gli elenchi delle persone fragili, degli ultra ottantenni, e quindi è chiaro che saranno maggiormente coinvolte. Il caso suo, no, come quello di tanti altri nostri telespettatori che da Rende devono andare a Vibo, è impossibile. È impossibile, chiaramente è impossibile, bisogna cambiare la prenotazione. Solamente siamo solo io e mia moglie. Perciò fate bene, è ovvio, è ovvio. È una spesata, è una cosa indecente, insomma. Questo, stanno aprendo altri centri vaccinali anche in provincia di Cosenza, però questa fredda piattaforma che non ha un cuore, avvocato, purtroppo. Assolutamente non c'ha un cuore, però sappiamo... c'è un software che ti manda, insomma... Rende c'ha un hub perché arrivano molte telefonate in associazione, c'ha un hub e praticamente pare che moltissime persone che rifiutano, ci sono i cosiddetti panchinari. Sono molte denunce che arrivano, ecco, quindi senza alcuna prenotazione, ma comunque indipendentemente da questo, forse l'assessorato, telefonate all'assessorato alle politiche sociali del comune di Rende, esponete questa situazione, perché praticamente è ovvio che magari la stortura che un cittadino di Vibo che deve venire qua a Cosenza a farsi la vaccinazione, e c'è questa transumanza di cittadini che naturalmente sono in età avanzata, senza mezzi perché non ci sono mezzi, e per cui il pubblico non esiste nel trasporto, perché non ho capito per quale motivo il pubblico non esiste su queste faccende qui, per cui interessate ovviamente un grosso in bocca al lupo, perché già siete stati fortunati a poter prenotare, l'ASP di Cosenza, al numero verde, il comune di Rende, l'assessorato alle politiche sociali, esponete il problema, perché praticamente siete impossibilitati ad arrivare a Vibo a vaccinarsi, e quindi come si fa? Rende c'ha anche un buon ufficio di assistenti sociali, per cui esponete questo problema, quindi c'ha uno staff molto buono. Potrebbe darmi il numero di telefono? Io l'ho dato prima di Rende, di che cosa? No, il numero di telefono il numero, quello era per quanto riguarda il numero verde per la prenotazione. Allora, cosa succede se voi chiamate a questo numero verde? Vi risponderà qualcuno, insomma non parlate con un disco, il numero verde che adesso lo ripetiamo, però cancelleranno quella prenotazione di Vibo e tenteranno di inserirvi in un altro centro vaccinale. Quindi è questo, se voi chiamate il numero verde, però io vi consiglio di fare intervenire proprio, di interessare del problema i servizi sociali del comune di residenza, quindi in questo caso del comune di Rende. So che ci ascoltano anche molte istituzioni, quindi noi lanciamo in diretta questo appello perché ci sono 2 coniugi che non possono chiaramente prendere un pullman, un treno per andare a Vibo per vaccinarsi e poi ritornare. Chiaramente le persone
fragili e anziane devono assolutamente essere tutelate e aiutate in questo caso. Quindi io vi ringrazio per questa telefonata, quindi potete provare al limite al numero verde, insomma, che adesso il nostro avvocato vi darà. Io purtroppo a memoria non lo ricordo, ve lo do avvocato, subito. ma io vi consiglio proprio di fare intervenire i servizi sociali del comune di residenza. Sì, ripetiamo il numero. 800. Sta scrivendo? Non so se sta scrivendo. È ancora in linea? Se ci segue dalla televisione, comunque, 800 009 966. Ripeto, 800 009 966. Chiaramente questo è sempre per la piattaforma, ecco, cioè sì. Invece di andare dal computer si chiama e si parla con un operatore, però nel caso di persone anziane io prego davvero gli assistenti sociali di tutti i comuni della Calabria di aiutare queste persone che si trovano in difficoltà. Intanto salutiamo chi è in linea, pronto? Sì, buonasera, volevo chiedere una cosa al dottore. Allora, la categoria camionisti, che siamo messi già a rischio la prima volta per la seconda volta, come mai chi non ha l'età superiore ai 50 anni deve aspettare sempre il turno per la vaccinazione? Noi che mettiamo la nostra vita sempre a rischio per gli altri, portiamo sempre le prime necessità sui vostri supermercati, diciamo, no? Come mai noi siamo sempre gli ultimi in categoria? E come lei ci sono anche altre... Guardate, vi posso dire una cosa, nel pianeta, vi posso parlare del pianeta in cui sono 30 anni che lavoro, nel pianeta giustizia alcune categorie, indipendentemente dall'età... La nostra categoria è l'ultima, dottore. No, però nel pianeta giustizia, cercate di comprendermi, sono stati praticamente vaccinati tutti coloro che fanno parte dell'apparato giustizia pubblico, indipendentemente dall'età, togliendo i vaccini a chi ne ha bisogno, mentre noi che facciamo colloqui in carcere, vediamo sempre persone, dobbiamo comunque per dovere deontologico e professionale prestare la nostra attività, noi naturalmente siamo carne da macello. Molta solidarietà per i camionisti, perché se non ci sono i camionisti noi non mangiamo niente, perché non vengono riforniti i supermercati e quant'altro. Quindi tanta solidarietà, proprio veramente tanta solidarietà. Sono decisioni prese a livello governativo, quindi sono state individuate determinate categorie, ci sono i camionisti, solidarietà anche da parte nostra, ma ci sono anche le cassiere, le commesse dei supermercati. Le cassiere che sono state, ma tutta la filiera, tutta la filiera, per cui veramente grazie anche perché resistete comunque. E grazie per questa testimonianza, perché è importante, io lo ripeto, far sentire la voce, no, dei cittadini. E c'è questa esigenza, rivendicazione ma anche preoccupazione di una categoria che non si è mai fermata nel primo lockdown, nella prima ondata, seconda, terza ondata, insomma non si è mai fermata. Grazie davvero per questa telefonata e solidarietà davvero da parte nostra. Intanto salutiamo chi è in linea. Però volevo dare al telespettatori di prima che di Rende anche il numero, se vi segnate, del comune di Rende, se dovete parlare i con nostri coniugi di ottantenni. Ottantenni, se volete parlare con l'assessorato alle politiche sociali, ve lo posso dare perché sono numeri pubblici, lo 0984 82 84 11. Perfetto, quindi per i nostri telespettatori che avevano chiamato di prima, Rende, sì, che hanno difficoltà a raggiungere Vibo Valencia. Perfetto, intanto salutiamo chi è in linea. Pronto? Pronto? Salve, da dove ci chiama? Buongiorno, io chiamo da Squillace. Benvenuto intanto, prego. Allora, io ho 74 anni e diverse patologie. Mia moglie ne ha 68 e anche lei diverse patologie. Sono giorni che cerco di infiltrarmi tra la piattaforma. Diverse piattaforme, ma nessuno accetta le nostre prenotazioni, in quanto noi non siamo residenti, ma siamo solo domiciliati. Come risolvere questo problema?
Ah, non c'è la residenza in questo caso? No, io ed è non un ho la problema. residenza a Squillace, ma ho il domicilio. Io ho una casa dove vengo spesso, passo mesi interi, pago tutte le tasse, però non posso farmi il vaccino. Dovrei rientrare a Milano per fare il vaccino, poi tornare. Allora, come risolvere questo problema? Perfetto, vi posso dire per esperienza di persone che conosco che residenti nel Lazio, nella fattispecie comune di Roma, ma passano parte dell'anno qua in Calabria perché originari della Calabria, chiamati a vaccinarsi nel Lazio, hanno segnalato all'ASP competente per territorio qua dove risiedono, si domiciliano qualche mese l'anno e l'ASP li ha vaccinati perché hanno i requisiti. Per cui questo lo dovete comunicare. Immagino che voi siete domiciliati qui perché avete o una casa in proprietà, la cosiddetta seconda casa, o avete un contratto di locazione, cioè non siete ospiti di amici, questo che diciamo fa che voi vivete paga qua. Anche, insomma, Io sono residente, sono domiciliato, ho una casa dove vengo Perciò l'ASP di competenza, mesi e mesi. L'ASP di competenza, però dovete praticamente evitare, diciamo, la prenotazione sulla piattaforma e tramite quel numero verde chiedere, perché questi sono i casi particolari, e quindi avere un contatto con qualcuno che sta al call center. Perché sulla piattaforma, se inseriti i dati, è ovvio, con la tessera sanitaria vedono dove siete residenti e vi dicono no, qui su questa piattaforma non ci può entrare. Invece no, col numero verde dovete chiamare. Io stamattina ho chiamato il numero verde 800 09966 e mi hanno detto appunto questo, non possono prenotarmi in quanto io non sono residente. Sì, ma sulla piattaforma siamo d'accordo. Allora, sulla piattaforma è ovvio che non vi possono prenotare, vi devono dare il numero. Adesso io tramite cellulare non riesco a trovare l'ufficio competente, praticamente il numero dove vi risolvono il problema, perché voi dovete essere vaccinato qua e praticamente la vostra vaccinazione che fate in Calabria viene trasmessa all'ASP di competenza di dove vivete, avete la residenza effettiva, in modo che lì siete vaccinato, vi tolgono dalle liste. Però questo è il passaggio amministrativo. Tipo il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Catanzaro, insomma, chiama dalla provincia di Catanzaro, giusto? Sì, chiamo dalla provincia di Catanzaro, ma siete in grado di potermi dare questo numero? In questo momento guardate, no, possiamo fare una, se ci chiama più tardi facciamo i numeri a memoria, ma anche ci dovete scusare, non li ricordiamo. Proviamo a fare una ricerca, magari se ci chiama dopo la trasmissione vedremo insomma di recuperare questi numeri, faremo una ricerca tramite... ripeto, non riesco a entrare in nessuna piattaforma per potermi vaccinare. Sì, questo è il problema. Allora, guardate, vi do dai numeri oggi il centralino dell'ASP di Catanzaro, fatelo rosso. Un attimo che me lo scrivo. Sì. Oggi stiamo dando un po' di numeri. Però è necessario perché non glieli dà nessuno. Certo. È una vergogna. Ripeto, allora, sono giorni e giorni che cerco di entrare da qualche parte ma non riesco da nessuna parte. L'avvocato diceva che ci sono degli esempi concreti di persone che si trovano nella sua situazione che contattando l'ASP di riferimento insomma sono riusciti a risolvere il problema. Allora, datemi il numero, allora. È l'ufficio relazioni con il pubblico, quindi vi passano qualunque reparto, diciamo reparto amministrativo di competenza. 0961 78 97 89. Ok. E quindi fate rosso questo telefono. E poi ci faccia sapere, chiaramente. Naturalmente. Ci faccia sapere, noi ogni giovedì siamo qui, quindi in diretta, e quindi ci faccia sapere. Cerchiamo di risolvere anche questo problema.
Quindi abbiamo indicato la strada per chi come lei, insomma, come si trova in questa situazione, che per molti mesi risiede in Calabria, cioè è domiciliato in Calabria, Ma spesso è così, proprio spesso è così. Molti si trovano in Calabria ma sono residenti altrove per motivi di studio, di lavoro, di sport, perché comunque continuano anche le attività sportive, quelle diciamo non che si fanno in compagnia, eccetera, eccetera, quindi per molteplici motivi, e hanno tutti lo stesso problema. Intanto sentiamo chi è in linea, pronto? Buonasera, mi scusi, io telefono da Cosenza. Sì, benvenuto intanto. Salve, volevo chiedere una delucidazione. Sì. Siccome sono affetto da obesità di grado notevole, il mio indice di massa corporea è abbastanza elevato, supero il 40. Obesità grave, quindi? Obesità grave. Sì. Però sulla tessera sanitaria non risulta nessuna patologia. Quindi se mi prenoto tramite il numero che più volte citato l'avvocato, mi dicono che non risulta nessuna patologia. Perché siete sconosciuto per questa patologia, e siete un soggetto fragile invece. Anche questo vi dovete rivolgere invece all'ASP di competenza, lì dove voi sicuramente, se avete delle patologie legate al fatto che siete in sovrappeso patologico, vi avranno dato un numerino dove avete diciamo le analisi gratuite e quant'altro. No, purtroppo no, non l'ho mai fatto. Mai fatto, quindi non è riconosciuta, insomma. Lo sapete solamente voi che avete, cioè i controlli non ve ne fate gratuiti per patologia, per queste... No. E ve le dovete andare a fare, perché questo ve lo potete andare a fare veramente in un paio di giorni. Prescrizione del medico curante, andate all'ASP, qui siete di Cosenza mi pare, sì, di Cosenza, e vi fate attribuire per la patologia, no? Vi segnano un codice poi a secondo della patologia. Poi naturalmente se la patologia è grave e vi assegnano un codice grave, entrate nella piattaforma con quel codice grave. Se invece diciamo non è molto grave, quel codice vi serve perché tutta la diagnostica ve la fate gratuitamente, tutti i protocolli, semplicemente per questo. Quindi quella è l'esenzione per patologia, che però qualcuno ve la deve medico curante, andate all'ASP, però questo lo dovete fare. Certo, anche perché insomma oggettivamente c'è il problema. No, c'è il problema, come tantissimi... Non viene riconosciuto dalle carte, però. Dalle carte, perché come tantissimi hanno patologie che sarebbero fragili, ci sono le decine di migliaia di coloro che hanno allergie particolari, che non è riconosciuto da nessuna parte, che però sono soggetti fragili. Certo, intanto salutiamo chi è in linea. Pronto? Sono Pietro Bonavita di Amantea. Benvenuto intanto. Benvenuto. Io ho un problema per il fatto del vaccino. Io ho una patologia polmonare e ho 2 mesi che mi stanno trasportando per il vaccino. Ieri ho fatto la piattaforma tramite online e mi hanno detto di andare a Corigliano Calabro. Io di Amantea dovrei fare 150 chilometri. Con il rischio e la Mantea c'è il affronta. centro vaccinale, tra l'altro. Sì, appunto, perfetto. Dico, ma perché mi hanno mandato a Corigliano, dico? Sì, perché non me l'hanno fatto... Il cuore freddo di una piattaforma, quello che dico io sempre, cioè non c'è un software, no, che decide, c'è il posto in quel momento libero a Corigliano e magari parecchie persone da Corigliano le mandano ad Amantea. È chiaro che ma perché questo circolo? E purtroppo c'è questa piattaforma che probabilmente non funziona proprio al 100%, noi lo stiamo dicendo anche attraverso le vostre testimonianze, quindi sperando che... Servizi sociali... Ma io ho bisogno, perché è un bel momento, se mi prende a me un coronavirus io vado via di qua. Certo, è chiaro, ci sono delle patologie molto gravi. Lei mi dice come devo fare per avere questo vaccino il più presto possibile? Bisognerebbe contattare... Un attimo che magari... Sì, abbiamo che la pubblicità poi, dopo rimanga con noi, oppure ascolti la risposta attraverso il monitor, oppure può rimanere in diretta con noi, ma io devo dare la linea alla regia per pochi minuti, a tra poco.
Ed eccoci di nuovo in studio. Beh, oggi tante telefonate stiamo ricevendo da parte dei nostri telespettatori, molti soggetti fragili che hanno difficoltà ancora ad accedere, no, a questo vaccino che potrebbe, anzi sicuramente ci farà superare questa emergenza sanitaria, però ancora i problemi ci sono. Adesso non so se è ancora in linea il nostro telespettatore da Amantea che prenotato tramite piattaforma è stato spedito, no, a Corigliano. Abbiamo ancora in linea? No, non è in linea. Allora, che cosa deve fare, avvocato, questo nostro telespettatore? È proprio per questo problema che non può raggiungere comunque il centro vaccinale, deve comunque comunicare questa impossibilità all'ASP di Cosenza. Al numero, lo dico ma si può trovare facilmente, 0984 89 31. Quindi è il centralino? È il centralino che smista tranquillamente la telefonata. Vi do anche, perché è giusto farlo, invece il numero dove fare i reclami all'azienda sanitaria, perché questo è un reclamo, che è lo 0984 68 15 00. Intanto salutiamo chi è in linea. Pronto? Pronto, buonasera. Sono la signora Anna Maria della Mezzia. Benvenuta signora. Buonasera a lei. Volevo un'informazione riguardo i vaccini per quanto riguarda chi assiste gli anziani. Ecco, sì. Tipo io assisto mia mamma. Caregiver, come si dice. Come? Caregiver. Insomma, chi è caregiver? Caregiver, sì. Chi assiste chiaramente. Cioè io ho il diritto di fare anche io il vaccino visto che assisto mia madre? Sì, certo. Appena partiranno sicuramente. Anche non essere, cioè per esempio io non è che sono badante, non sono assistenza agli anziani, assistenza agli anziani. Familiari, cioè quindi, familiari che assistono. Sì, come no. Certo. Quindi ho il diritto di farlo pure io? Parimenti con la tempistica del soggetto a cui voi prestate assistenza. Sì. Esattamente, perfetto, siete sullo stesso piano. E dovrebbero partire a breve. Dovrebbero farlo, invece l'hanno fatto i miei genitori, però a me no. Sì, perché ancora i caregiver non erano stati previsti, inseriti, Perfetto. però c'è anche la raccomandazione del generale Figliuolo che ha detto che anche in Calabria insomma, bisogna partire proprio con le vaccinazioni proprio per le persone che si trovano nella sua situazione, cioè che assistono persone familiari che hanno disabilità, che non sono autosufficienti. Quindi a breve dovremmo partire anche noi, quindi ci sarà un modo anche per prenotarsi sulla piattaforma sperando che funzioni. Quindi lo posso fare io adesso oppure ancora no? Sì, il problema lo sapete qual è? Perché se voi andate a vedere la piattaforma, la vostra figura io non l'ho trovata. Ancora non è stata per cui non inserita. c'è nella piattaforma, se voi andate nella piattaforma, ecco perché consiglio anche a voi sempre ufficio relazioni con il pubblico dell'ASP vostra di competenza, ufficio relazioni con il pubblico, e vi fate spiegare dove dovete dare, a quale ufficio dovete comunicare il vostro nominativo, perché sulla piattaforma non ci andate, perché abbiamo già controllato, quindi la figura di chi è, non c'è. Dovrebbe essere inserita a breve. Però dovrebbe essere inserita, perché altrimenti non è possibile. Certo, quindi... Infatti, perché l'ho sentito questo sul giornale. Nelle altre regioni lo hanno già fatto, in molte altre regioni hanno già vaccinato tutte le persone. Dovremmo, già siamo in ritardo. Ringrazio. Ci faccia sapere comunque poi come... Noi comunque daremo anche nei nostri telegiornali, daremo chiaramente tempestivamente notizie, informazioni in merito, proprio perché abbiamo tantissime richieste da parte di caregiver, di familiari che aspettano di essere vaccinati. Pensate ad esempio a quei minori che per alcune patologie non possono avere il vaccino, però sono dei minori che devono essere assistiti dai genitori. Certo. Questi genitori aspettano di essere vaccinati proprio per evitare di portare a casa il virus che potrebbe colpire un soggetto estremamente fragile. Intanto salutiamo chi è in linea in questo momento. Pronto? Pronto, buonasera. Salve, da dove ci chiama? Io chiamo da Cosenza. Volevo dire una cosa a proposito dei vaccini. Tutte queste persone che chiamano che
giustamente sono in difficoltà, no? Magari chi abita a Cosenza o a Rente, c'è una farmacia a Rogges che gentilmente si sta prestando a collaborare per le prenotazioni. Ma ci sono molte farmacie che stanno facendo questo, assolutamente, questo l'abbiamo già detto, magari il signore che ci chiamava da Misuraca. Un po' riposato, ma avevo sentito lo stesso, anche riposando. E volevo fare un'altra domanda. Se continuano questo trend per Cosenza e provincia, secondo voi lunedì riapriranno le scuole oppure no? Perché se riapriranno le scuole lunedì e sta continuando questo trend che a me mi sembra abbastanza negativo, sembra una cosa ridicola quella che hanno chiuso una settimana, obiettivamente. Stiamo proprio arrivando al ridicolo. Va bene che si parla di zona arancione, però mettetevi, voi non c'entrate niente, ma mettetevi nei panni dei cittadini che dobbiamo ascoltare questo. Perché adesso poi uno non sa cosa pensare, cosa fare. Io secondo me lunedì riaprono le scuole, secondo me, con lo stesso trend negativo e con tutto. Quindi mi sembra una farsa, una pagliacciata, non so che dire. Grazie, buonasera. Grazie a lei per il suo intervento. Il dibattito sulle scuole chiuse e aperte va avanti ormai da tempo, chiaramente soprattutto sul territorio del Cosentino, visti i contagi, no, che stiamo registrando negli ultimi giorni. Un po' di apprensione in più c'è, però bisogna anche evitare, no, quei comportamenti che purtroppo si vedono nelle nostre città, da Cosenza, Catanzaro, Reggio, così insomma un po' in tutta la Calabria, in cui ci sono anche dei luoghi di ritrovo dove ci sono purtroppo parecchie persone, quindi comportamenti anche scorretti, sbagliati in questo periodo di pandemia. Salutiamo chi è in linea in questo momento. Pronto? Pronto? Salve, da dove ci chiama? Da Cosenza. Benvenuto intanto, prego. E dunque, volevo sapere alcune informazioni se è possibile. Prego. Volevo parlare con l'avvocato Rodiviero comunque. Ma sta ascoltando, abbiamo anche il dottore Scalmazzi, la dottoressa Ippolito. Il discorso è questo, dato che mia moglie ha un contratto di 2 ore al mese e prende 18 euro al mese, di cui naturalmente, dato che è stata licenziata prima, gli hanno fatto firmare questo contratto adesso. È possibile avere qualche indicazione, se è possibile, non lo so. Avete due consulenti. Io no, non ho capito, prende 18 euro al mese, ho capito perché bene. Ha un contratto di 2 ore. Ah, 2 ore? Sì, quindi... sì, 2 ore. Dato che è stata prima licenziata e gli hanno fatto, prima aveva 3 ore, di cui naturalmente è stata licenziata e gli hanno fatto firmare questo contratto di 2 ore al mese. Prego. Chi ci risponde? I nostri consulenti forse sono più preparati su questa tipologia di contratti di lavoro. La dottoressa Ippolito oppure il dottore Scalmazzi? Quindi abbiamo 2 ore al mese mi sembra. 2 ore al mese mi sembra 2 ore giornaliere. Forse 2 ore al mese mi sembra una tipologia di contratto inesistente, non esiste. 2 ore al mese è stranissimo, io credo 2 ore giornaliere. Un attimo, perché forse stava aggiungendo qualcosa il nostro telespettatore, insomma un po' strano questo contratto 2 ore al mese, ci sembra, ecco. Sì, di cui naturalmente è un sindacalista che gliel'ha fatto firmare. Ma guardate che, 2 ore al mese. Dottoressa Ippolito, io... Posso chiederle che tipo di lavoro, chiedo scusa, fa sua moglie 2 ore al mese? Come non ho capito? Che tipo di lavoro, che tipo di contratto è questo? Mia moglie diciamo, lavora con una ditta di pulizia di Palermo. Quindi fa le pulizie. Si chiama La Perla. Vabbè, senza fare assolutamente, cioè che tipologia di lavoro mi interessava sapere, quindi ha detto alle pulizie, quindi per quanto ho capito. 2 ore al mese. 2 ore al mese ci sono? Quindi, sì, allora. Cosa vorrebbe sapere, a fronte di un'assunzione di 2 ore al mese, se è giusta la busta paga, questo? Di 18 euro. Ci sta. Questa è la domanda. Io chiedo al nostro telespettatore, era questa la domanda? Sì, è questa la domanda.
sarà giusta la retribuzione, però non sì, sarà, sembra sarà strano sbagliato. proprio 2 ore al mese. Io spero che siano 2 ore al giorno, forse al giorno. Al giorno è sbagliata, no, sono ma 2 ore al mese. 2 ore al mese, 2 ore al mese. Se dovete lasciare, diciamo 2 ore, se lasci il numero chiedo poi la scusa, chiamano. Sono 2 ore a settimana, se non mi sbaglio. Ma anche 2 ore a 2 ore settimana. allora facciamo così perché un po'... 2 euro mensili non è corretto, assolutamente. Di cui prende 2 ore 18 euro al al mese, mese, in 18 poche euro parole. ci sta. Allora faccia così, ci lascia il suo numero perché forse bisognerebbe vedere un po' di cose. Adesso è difficile anche attraverso una diretta televisiva dare delle risposte senza vedere le carte, anche il contratto di assunzione. Se ci lascia il numero magari la contatteremo dopo, quindi cercheremo di capire meglio. Non so se la dottoressa Ippolito è d'accordo, perché probabilmente bisogna vedere un po' questo contratto, bisogna vedere un po' le carte. Va bene, sì, io le... per il caso di vedere il contratto e la busta paga del lavoratore. Perfetto, quindi se lo richiamiamo sicuramente, perché noi manteniamo sempre, no? Sempre la parola data. Dottoressa, insomma, quest'anno rimanga collegata con noi. Una buona notizia, bonus, ci dica qualche bonus. Allora, a parte il REM, che stiamo continuando a caricare le domande e che è possibile richiederlo fino al 30 aprile. Un'altra buona notizia, oltre al fatto degli assegni che partirà dal 1° luglio, ma che giustamente, come ha detto l'avvocato Rodighieri, è migliorativo per alcuni e peggiorativo per altri. Direi che è più peggiorativo per gli altri che migliorativo per alcuni, perché ci sono molte cose che si vanno a perdere. La gente, diciamo che in linea di massima sta verificando semplicemente il fatto che scrivono che danno 250 euro al figlio, quando 250 euro al figlio li piglieranno veramente pochissime persone, veramente molto poche. Ci sarà il bonus, c'è il bonus babysitting, che voglio ricordare è possibile richiederlo per chi ha una situazione del genere, entrambi i genitori lavoratori. Parliamo di lavoratori che sono esclusi questa volta i dipendenti, parliamo di iscritti alla gestione separata, quindi lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi, che naturalmente possono adoperare questa forma di sussidio. Sono concessi fino a 100 euro a settimana. La domandina si può presentare in via autonoma avendo il PIN dell'INPS, oppure lo SPID, oppure tramite i canali patronato. Naturalmente bisogna scegliere un soggetto che farebbe in questo caso la figura di babysitter, e poi naturalmente si carica questa domandina e vengono concessi questi 100 euro a settimana dal 1° gennaio fino al 30 giugno. Quindi per tutti coloro che sono interessati c'è questa forma di sussidio che si può naturalmente richiedere. Perfetto, intanto salutiamo chi è in linea. Pronto? Pronto, buonasera, chiamo dalla provincia di Reggio Calabria. Benvenuto intanto. È un'informazione. Prego. Allora, mia sorella ha 74 anni, è stata sottoposta a visita da parte della commissione dell'INPS e gli hanno riconosciuto il 100% di invalidità, solo che non gli hanno dato niente. Quindi senza indennità di accompagnamento? Non di accompagnamento e nemmeno pensioni, non percepisce altre pensioni. Cioè neanche la pensione di invalidità, perché poi sono due cose diverse, l'indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità, perché l'indennità di accompagnamento non è legata al reddito. Quanti anni ha? 74. Ma 74 possibile che se non ha niente non prende nemmeno la pensione, la sociale? Questo è... No, perché è sposata e per quanto riguarda il reddito non gli è stata... Allora, perfetto, grazie della specificazione, perché l'indennità di accompagnamento gliel'avrebbero data soltanto se l'avessero riconosciuta, avessero dato l'articolo 3,3, quindi con l'handicap, perché se la signora era
incapace di svolgere gli atti quotidiani della vita e quindi in pratica allettata, praticamente solo in quel caso c'era l'indennità di accompagnamento che era indipendente dal reddito, mentre invece, nonostante abbia il 100%, ma avrà un reddito del nucleo familiare che la esclude da benefici previdenziali. Purtroppo è così. La pensione di invalidità è legata al reddito. Perfetto, quindi purtroppo è così. Quindi... Perché altrimenti, se ce l'avete, ecco perché mi meravigliavo, 74 anni che è zero, no, allora vuol dire che ha un reddito che non consente... Il reddito familiare, quindi c'è il coniuge e quindi... molto probabilmente, no, cioè non consente di avere benefici. Il coniuge prende 12.000 euro l'anno. Sì, purtroppo stavo dicendo che anche questa è una legge liberticida, perché con 12.000 euro la moglie, ecco, che è affetta, praticamente c'è l'invalidità al 100%, con 12.000 euro l'anno questi qui fanno la fame. Quindi diciamo, ecco, però in questi casi non c'è perché praticamente le soglie sono molto basse per accedere al beneficio. Quindi purtroppo la legge dice questo. La legge dice questo purtroppo. Quindi non gli tocca nemmeno l'accompagnamento? No, l'accompagnamento è indipendente dal reddito. L'accompagnamento, allora, se voi siete... proporre domande, deve fare ricorso. Allora, perfetto, questa è un'altra ipotesi. Entro 6 mesi, da quando è arrivata alla signora l'esito della prima commissione INPS che non ha riconosciuto l'indennità di accompagnamento, quindi entro 6 mesi, voi potete impugnare questo verbale presso il Tribunale Lavoro e Previdenza competente per territorio dove abita la signora. Quindi per questo vi dovete far assistere da un patronato, un sindacato, un avvocato. Quindi ovviamente avvocato sì, perché in tribunale l'assistenza tecnica è obbligatoria, però scegliete una di queste forme, quindi i sindacati hanno i loro avvocati, patronati pure, insomma ci sono queste forme e devi impugnarlo entro 6 mesi, quindi ritenendo di essere meritevole, poverina, di avere l'indennità di accompagnamento, dovete impugnare entro 6 mesi quel verbale della prima commissione INPS che non gli ha riconosciuto questo alla signora. Verrà di nuovo sottoposta a visita da parte della commissione, sì, perché... Il giudice nominerà un consulente tecnico, un medico che andrà a valutare se le condizioni fisiche, sanitarie sono meritevoli di avere l'accompagnamento o meno e quindi il beneficio economico dell'indennità di accompagnamento. Però fatevi seguire e state attenti ai termini, 6 mesi dalla comunicazione dell'esito della visita a cui si è sottoposta la signora. Perfetto, quindi questo insomma è il quadro, no? Entro cui muoversi, perché ci sono le leggi, vanno chiaramente rispettate. Io vedo il dottore Scalmazzi che ci deve dire qualcosa sulle aziende, perché aveva novità su questo coso di crisi purtroppo, ma ci sono dei provvedimenti che sono in itinere per essere emanati che dovrebbero portare qualcosa. È così, dottore Scalmazzi, siamo sempre in attesa che qualcosa si muova, che qualcosa cambi in meglio. Un po' l'audio. Non la sentiamo, vediamo se riusciamo a risolvere il problema. Siamo in attesa. Ecco, perfetto. Siamo in attesa che qualcosa si muove con questo, diciamo, sostegni bis. La fiducia in quelle che sono le azioni che vengono messe in campo oramai dal nostro organo di governo comunque sono molto risicate, sia tra i professionisti che le imprese. Con questo primo sostegni stiamo verificando che chi aveva bassi fatturati non sta prendendo nulla e soprattutto la percentuale stabilita di perdita di fatturato al 30% è estremamente elevata, anche se confrontata con realtà aziendali più strutturate, dove le perdite comunque si fermano mediamente tra il 20 e il 25%. Io ribadisco, come lo sto dicendo in questi numerosi mesi, che i decreti dovevano mirare a sostenere quelli che erano i costi fissi delle imprese e non disperdere denaro, perché comunque con i sostegni
I soldi stanno arrivando anche a molte partite IVA che sono state aperte, che non hanno iniziato l'attività, quindi non hanno avviato proprio l'impresa, ma che comunque stanno togliendo denaro alle imprese che avevano necessità di liquidità per continuare le attività e mantenere i criteri occupazionali. Ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali è degno di menzione il bando in corso di uscita da parte della Regione Calabria, che mira proprio a sostenere l'occupazione collegata alle imprese che hanno subito dei cali di fatturata. Il calo di fatturato in questo caso non deve essere superiore, ci deve essere un calo del fatturato del 10%, quindi tutte le imprese calabresi che hanno un fatturato in calo di almeno il 10% potranno accedere a questa misura regionale che prevede il pagamento per 12 mesi dei costi salariali lordi delle imprese, e in più c'è la possibilità di sfruttare un ulteriore fondo di 25.000 euro a fondo perduto per la riqualificazione e formazione dei dipendenti. Questo bando, vi ripeto, è riservato solo alle imprese calabresi. Perfetto, Grazie, intanto perfetto. abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buonasera, dottoressa Isabella. Buonasera, da dove ci chiama? Io chiamo da Briatico, Benvenuta. sono una vostra vecchia conoscenza. Benvenuta. Niente, volevo chiedere all'avvocato questo. Io ho un fratello che quest'anno a novembre compie 67 anni ed è un invalido al 75% però. Vorrei sapere quando è che deve fare la domanda di maggiorazione per arrivare almeno a una pensione sociale, oppure rimane con quelle 290 euro, quelli che ha. Questo è che volevo sapere. No, pensione sociale non bisogna fare domanda, non c'è aggravamento, cioè ha questa forma, ha il 75%. Sì, lui ha il 75%. E deve prendere un qualcosa, lo prende, perché prende un'indennità, perché dal 74 in poi c'è un'indennità se non ci sono altri redditi che concorrono. Vostro fratello, se ne ricorrono le condizioni, può chiedere un aggravamento, però l'aggravamento a questo punto non è che più è grave, perché dal 74 al 99 non è che gli cambia la vita economica. Cioè, ma quando raggiunge la vecchiaia, voglio dire io, a 67 anni, non ha diritto a una maggiorazione? A una pensione, quindi adesso prende... veramente già in età, perché per l'uomo è 67. ma lui non li ha ancora. Non li ha ancora 67. Ma è 7 6-7, oppure... credo. Scusatemi. No, adesso ne ha 66. Avevo dato più di 10 anni di più. Per cui, non li ha ancora compiuti questi 60. Sì, poi si trasforma in pensione, poi si trasforma in pensione, sì. No, i 67 li compie l'11 di novembre. Sì, poi si trasforma in pensione, questa indennità diventa pensione, sì. Diventa dopo, è questo che volevo sapere. Sì. E allora, compiendo gli anni a novembre, a dicembre può già presentare qualcosa? Sì, andate prima al patronato, naturalmente. Si va prima di novembre? Andate prima al patronato, poi si va a vedere se questa naturalmente raggiunge come invalidità il grado, allora lì c'entra, perché se ha un grado di invalidità del 100%, praticamente poi prende non il minimo 2,98 ma il doppio. Per cui poi... questo lo so, ma io dicevo come vecchiaia, raggiungendo i 67 anni, se quella pensione si portava almeno come una pensione sociale, ecco. Sì, allora la pensione di vecchiaia, la pensione sociale è sempre quella, non gliela toglie nessuno. No, ma non ce l'ha. Ma quella la fateglielo raggiungere però, no? È una questione di età. È una questione di età, perciò vi ho detto prima del compimento dei 67 anni andate a un patronato, in modo che se dovete preparare qualche documento, qualche carta, insomma, ho capito. Grazie per la telefonata, siamo in chiusura. Grazie a voi. Grazie, ringrazio Cristian Scalmazzi e Mariella Ippolito. Grazie dottore Scalmazzi, grazie dottoressa Ippolito. Ci vedremo come sempre prossima settimana anche con l'avvocato Pierpaolo Rodighiero, che ringrazio sempre per i preziosi consigli. Prossima settimana anche con lei, e grazie anche a voi che siete rimasti in nostra compagnia. Alla prossima, arrivederci.